Grazie Eccellenza. Anch'io vorrei fare un intervento molto breve perché alcune considerazioni, anzi molte, sono già state espresse dai colleghi. L'azienda dei servizi ovviamente è un'azienda strategica in questo Paese, per 1000 ragioni che sono a tutti note, no? È molto importante, il bilancio di cui dispone è molto importante e credo anche io che le cosiddette spiegazioni che sono state date questa sera rispetto a richieste legittime dell'Aula che si trova ad approvare la legge di bilancio per il 2025 e sono state poste delle domande sugli investimenti dell'azienda. Allora, segretario Bevitori, solo dire abbiamo sì idea, ci saranno degli investimenti, ve li diremo più avanti. No, non funziona così, perché questa è la sede proprio per dirci nel 2025 quali sono i tipi di investimenti concreti che avete già individuato e che intendete portare avanti, quale settore riguardano, tutti i settori di interesse. Noi non crediamo, perché adesso dice il collega Santi sono 3 milioni, no? Su un bilancio di 125 milioni circa, non è neanche molto, quindi non dovrebbe essere così difficile per il governo dirci questi 3 milioni che tipo di destinazione pensate che debbano avere, no? Vabbè, 33, comunque rispetto a 125, insomma, sono comunque una parte minoritaria rispetto all'entrata generale del bilancio. In ogni caso, questo è il momento per spiegarlo all'Aula. Ci siamo tutti e soprattutto si tratta di votare quelle che sono le cifre che vengono proposte. E mi spiace dire, una volta il segretario di Stato competente illustrava all'Aula appunto per quale ragione venivano chieste determinate somme e che cosa si voleva fare per l'anno successivo. Cioè si tratta di dirci che cosa si intende fare di qui ai prossimi 12 mesi. Io approfitto anche per porre una domanda che è come uno spettro che si è aggirato negli ultimi mesi. Rispetto a un potenziale investimento in un parco eolico della Liguria, cosa c'è di vero e che cosa non c'è di vero? È vero che c'è stato questo investimento fatto dall'AS quest'anno, l'anno scorso, o sono soltanto delle voci messe in giro ad arte e non c'è nulla di veritiero? Ultima cosa che vorrei dire, ma soltanto perché segretario Bevitori, poi tra l'altro il collega Renzi non ha la possibilità di replicare, quello che noi abbiamo chiesto rispetto al Consiglio di amministrazione dell'AS è in sostanza la seguente. In questo momento non è chiaro chi è il legale rappresentante dell'azienda di Stato per i servizi. Siccome oltretutto l'operazione che avevate congegnato nell'ultima sessione consigliare non vi è andata a buon fine, cosa intende fare la maggioranza e il governo? Quindi se intende trovare una strada per confermare la persona che è già stata designata oppure se pensate di nominare un candidato che abbia i requisiti che sono al momento previsti dalla legge. Questa era la domanda molto semplice e ci piacerebbe avere una risposta. Grazie. Grazie.